Potere al popolo, la seconda parte della nostra e vostra controinformazione con Sammy Varin sulle onde di Radio Libertà. Ancora buon mattino. Un'occhiata alle ultime agenzie, tutti i siti aprono con l'Iran che ha colpito l'ambasciata statunitense a Riyadh, Israele avanza in Libano, raid su Teheran, Trump non esclude truppe di terra. Poi il virgolettato li facciamo a pezzi, ora la grande ondata, bombe sui siti di Natan e Isfahan. Questa è l'apertura del sito del Corriere, similare a quella di Repubblica. Truppe IDF entrano in Libano dopo attacco simultaneo a Teheran e Beirut. UNIFIL evacua il personale non essenziale. L'Iran colpisce l'ambasciata USA a Riyadh. Trump: risponderemo. E noi come rispondiamo a questo momentaccio con un'altra guerra partita? Fermiamoci, cerchiamo di stare bene, almeno noi, cerchiamo di pensare alla nostra terra, a difendere la nostra terra. Ne abbiamo parlato questa mattina in rassegna stampa, a difendere i prodotti della nostra terra, a difendere i produttori italiani. Uno di questi ci tiene compagnia molto spesso sulle nostre frequenze, lo seguiamo e ci segue da tanto tempo e a noi fa piacere salutarlo anche in questa mattinata così particolare. Abbiamo con noi Alberto Acerbis. Ciao! Buongiorno Sammy, buongiorno a te, un saluto a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. È chiaro che per me in questo momento, ricordiamo che siamo in diretta, io non faccio il presentatore, quindi entrare a parlare del mio prodotto, dei nostri prodotti in questa fase è abbastanza complicato, però tu secondo me Sammy hai toccato un punto molto importante, il difendere i propri prodotti. Qua non si tratta, tu mi conosci, mi conoscono in tantissimi, di dire o ragionare su una semplice banalità, il mio è più buono del tuo. Noi partiamo sempre da un presupposto, che piaccia o no, l'Italia ha dei microclimi che sono straordinari, un microclima fantastico, la Spagna ne ha 2 o 3, noi ne abbiamo 4 o 5, noi abbiamo, se parliamo di olio extravergine di oliva, quasi 220 di varietà di olive che diventano olio extravergine di qualità. Quindi non vogliamo difendere nulla, la qualità parla, la qualità è come i numeri, non mentono mai. Poi quando parliamo di qualità noi della Acerbis non parliamo di a me piace, perché ti può piacere una cosa che a livello chimico, fisico, organolettico è scadente, però ti piace, te la compri. Noi partiamo da un presupposto, grazie alla terra e alla nostra Italia. Il nostro territorio ci dà la possibilità di avere frutti straordinari che vanno oltre il gusto. L'olio extravergine di oliva fa bene, un nutraceutico, l'abbiamo scoperto, nel dare ai piatti un tocco in più, nel farvi riscoprire i sapori di un tempo, e oggi ce n'è tanto bisogno. Fa bene alla salute, combatte il colesterolo cattivo, favorisce quello buono, aiuta la mineralizzazione delle ossa, fa bene alla digestione. Questo è quello che pensiamo noi dei prodotti. Quindi adesso vi faccio un'offerta, però vi chiedo scusa, quest'anno l'ho detto ancora a novembre in piena campagna, olearia, di questo olio ne abbiamo veramente numeri contati. Parliamo del fior d'olio, si parla dell'olio italiano, ne parlo spesso io, questo è l'olio del Garda. Finisco ricordandovi questo, facciamo un volo pindarico. Allora, siamo come campo, come terreno, a ricordo che ogni lattina è 1 litro, ogni lattina è numerata, qua parliamo di una chicca del fior d'olio, siamo a 300 metri dalla sponda del lago di Garda, ok? Parliamo di Manerba del Garda, Moniga del Garda, dietro abbiamo la Val Temesi, a destra abbiamo la pancia del lago, le colline moreniche, di fronte abbiamo il Monte Baldo, a sinistra abbiamo il Trentino. In questo angolo di mondo nasce il fior d'olio, tipi di oliva, Leccino, Frantoio e Garnier Casaliva, nascono qui. Allora, attenti, se voi andate in qualunque supermercato, poi FBL, fa balla luce, mezzo litro di olio del Garda lo pagate 18 euro. L'offerta oggi, fino alle ore 12, se ce la facciamo, 4 lattine del fior d'olio da tenere lì, perché più di 4 a testa non possiamo farne, 4 lattine, quindi 4 litri di fior d'olio, olio del Garda, 78 euro e non pagate il trasporto. Allora vi chiedo di usarlo come si usava una volta il VSTD della festa, il vestitino della festa, le scarpe della domenica, perché è un olio importante.
Quindi se volete gustare qualcosa di straordinario e difendere il nostro territorio, la prima cosa è mettere in tavola quelle cose che a noi ci rappresentano. E non dimenticare mai, ho finito, che dietro un litro di olio, un chilo di formaggio, la pasta, quello che volete voi, c'è il lavoro dei nostri contadini e penso sia molto importante. Quindi se volete fino alle ore 12 prenotare 4 lattine di fior d'olio, di più non posso, chiamate questo numero 030 68 40 408, un olio importante, un olio italiano, un olio del lago di Garda, che i vichinghi quando vengono qua diventano matti. Vi voglio bene, andiamo avanti così a testa bassa. Grazie Semi per il collegamento. Grazie ad Alberto Acerbis, è il consiglio più positivo che possiamo darvi in una giornata come questa in cui si parla di guerra, si parla di morti, si parla di crisi in Italia per i consumi prossimi, l'energia, la benzina, il gas. Pensiamo al nostro territorio, pensiamo a chi lavora onestamente da tanti anni e ci propone l'olio più buono, quello delle grandi occasioni, quello da regalare al vostro papà, alla vostra mamma quando ci invitano a pranzo o a cena, l'olio extravergine di oliva Acerbis, chiamando 030 68 40 408 e dicendo: oh, ti ho appena sentito, caro Alberto Acerbis, su Radio Libertà. Intanto sono arrivate decine di segnalazioni da parte vostra riguardanti la rassegna stampa. Vi ho tenuto compagnia dalle 7:30 alle 9:30. Sarò in replica questa sera. Oggi è martedì, arriverò dopo la trasmissione di Antonino Danna alle 20:30 e chiaro che mi potete trovare anche sul sito di Radio Libertà, nella sezione podcast. Abbiamo riassunto un po' le notizie del giorno, non particolarmente allegre e fiduciose, come vi dicevo, ma le abbiamo messe sul tavolo in maniera positiva e ci sono i vostri commenti, come ad esempio quello di Alessandro da Genova. Sammy, buongiorno, un'auto che travolge una famiglia è quello che ci meritiamo se non capiamo che chi scappa dalla polizia deve essere immediatamente fermato, anche con la forza, perché chi scappa può fare una strage. Caro Alessandro da Genova, abbiamo letto su molti giornali questa notizia pazzesca e sono stati a debita distanza questa volta i carabinieri, i poliziotti e meno male, aggiungo io, perché se soltanto li tallonavano più da vicino probabilmente avrebbero dato la colpa a loro, che li hanno inseguiti dal punto di vista sportivo esagerando, pericolosamente. Fammi tacere, per favore, fammi tacere. WhatsApp, chi ce lo invia in questo momento glielo leggo al volo. 34067090659. Oh, c'è gente ancora che mi richiede la canzoncina per il sì al referendum. Magari dopo ve la faccio ascoltare, siamo gli unici che stanno facendo questa pazzia, una canzone per votare sì al referendum sulla giustizia del 21 e 22 di marzo, da non perdere, 22 e 23, quei giorni insomma, e attenzione, avremo modo di farvela ascoltare. Prima però c'è qui Parlamento. Sì, non sfuggiamo, in ogni trasmissione ci colleghiamo per qualche minuto con il Parlamento per vedere cosa bolle in pentola. Spesso e volentieri anticipiamo anche i titoli dei quotidiani del giorno successivo. Ci colleghiamo con il parlamentare della Lega, Tosato. Qui Parlamento. Grazie Presidente. Annuncio subito in premessa naturalmente che il gruppo della Lega voterà la fiducia al governo e voterà il provvedimento milleproroghe. Il provvedimento milleproroghe che, come è stato detto dalla collega Gelmini, è un provvedimento che attraversa ogni legislatura e direi attraversa ogni governo e viene di fatto approvato dal Consiglio dei Ministri ogni fine anno. Per quale motivo? Perché ci sono tutta una serie di norme che necessitano di essere prorogate, i cui effetti si ritengono in alcuni casi utili e quindi vengono promosse per l'anno successivo o per affrontare delle emergenze o in alcuni casi, proprio perché la legislazione italiana non sempre è all'altezza della situazione, vengono approvate delle norme, non si considerano tutte le conseguenze
del fatto che quelle norme che dovrebbero entrare in vigore potrebbero arrecare, e quindi si proroga la legislazione precedente per evitare che alcuni effetti negativi non voluti, ma che si potrebbero verificare, entrassero in vigore. Quindi questo dibattito in cui ognuno interviene accusando la parte di maggioranza di adottare questo strumento in modo improprio, attraverso la decretazione d'urgenza, attraverso una procedura che impedisce alla seconda Camera del Parlamento che si trova ad affrontare questo testo sia una procedura non accettabile, compie semplicemente un rito parlamentare, quello di intervenire contro la maggioranza di turno. Noi dobbiamo invece interrogarci su quali possono essere le soluzioni, ad esempio alla decretazione d'urgenza. Noi abbiamo avanzato delle proposte, se ne sta discutendo secondo me un po' stancamente in Commissione Affari Costituzionali. Avevamo proposto ad esempio non solo di fissare ovviamente quella scadenza dei 60 giorni per la conversione in legge del decreto, ma magari allungando un po' i termini di approvazione, fissare anche una tagliola entro la quale la prima Camera che affronta i decreti debba esprimersi, in modo tale da garantire alla seconda di avere i tempi congrui per discuterlo, per approvare eventuali emendamenti e coronare l'approvazione del decreto in terza lettura. Questa è una nostra proposta, e ce ne sono altre da parte di altri colleghi. Trovo che le proposte invece dell'opposizione di limitare i criteri secondo i quali si possa utilizzare la decretazione d'urgenza sia poco realistica, perché purtroppo questo strumento, che esiste da sempre, viene utilizzato sempre di più semplicemente per un motivo contingente, cioè che ormai i tempi per l'approvazione delle norme richiedono sempre maggiore celerità, e ormai i cambiamenti sono così veloci che è lo strumento più adatto per rincorrere le emergenze che si ripetono sempre di più. Quindi trovo un po' illusorio pensare che la soluzione all'eccesso di decretazione di urgenza sia limitare i criteri. Poi dico anche che nel merito abbiamo sentito le critiche, abbiamo sentito interventi, in particolare quelli del collega Bergesio, in cui si fa presente dal nostro punto di vista che in una decretazione milleproroghe, in cui si cerca di inseguire tutte le emergenze possibili, sono comunque tanti gli interventi su cui siamo intervenuti, dalla sanità a quelli legati alle necessità del Corpo dei Vigili del Fuoco, delle forze dell'ordine, misure economiche importanti. Quindi, ok, ci sono delle misure che non si è potuto inserire, che non siamo riusciti ad inserire, ma questo è nelle cose, le necessità sono tante, le risorse non sono illimitate, però credo che il governo e la Camera dei Deputati abbia fatto un ottimo lavoro, perché qualcuno ha detto che nemmeno alla Camera si è potuto discutere di questo provvedimento. Questo proprio non è vero, non è assolutamente vero. Ricordo che gli articoli sono 17, sono rimasti 17, ma i commi da 86 sono diventati 168 grazie all'azione emendativa di maggioranza e opposizione. Quindi è stato discusso, dispiace che non sia potuto farlo al Senato, ma l'attività parlamentare c'è stata. Termino tornando su un tema che evidentemente a voi sta molto a cuore, che è quella dell'autonomia differenziata dei LEP. Ci accusate di propaganda, io dico invece che la propaganda dobbiamo sempre assistere alla vostra propaganda, e sarebbe anche il caso di finire, perché ricordo che sul tema dell'autonomia differenziata noi stiamo applicando la Costituzione, una Costituzione votata dal centro-sinistra nel 2001, non dal centrodestra. Quindi applichiamo quella Costituzione che voi avete approvato, che è stata poi ratificata col voto popolare dei cittadini. È quindi un nostro dovere, noi non stiamo facendo propaganda. E ricordo anche, sulle procedure che voi accusate che aggirano i dettami costituzionali, che il governo che cercò di portare avanti le preintese senza la legge quadro fu il governo Gentiloni nel 2017. Allora non potete
accusare noi di saltare procedure, di non applicare la Costituzione, quando abbiamo seguito un iter che non era obbligatorio, ma che noi abbiamo scelto perché garantiva maggiormente il Parlamento, quella dell'approvazione della legge quadro, quando nel 2017 Gentiloni firmò delle preintese senza questa legge con i governatori di Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna. Quindi la propaganda, scusate, ma la state facendo noi. Noi stiamo seguendo un iter molto chiaro, molto trasparente, e sul tema dei LEP, scusateci, ma non potete accusarci di fare chissà quale atto eversivo. I LEP sono sempre frutto di quella modifica della Costituzione del 2001. Noi stiamo portando avanti questa parte della Costituzione parallelamente alla riforma sull'autonomia differenziata, perché credo che sia doveroso nei confronti dei cittadini. Noi non stiamo facendo poi, perdonatemi, propaganda, è stato detto dalla Presidente Castellone che facciamo propaganda contro il Sud. Noi non siamo contro il Sud, guardate. Noi pensiamo solo che il governo del Paese sia migliore se affidiamo alcune competenze, le risorse per dare i servizi adeguati, questi trasferimenti avvengano dal centro alle periferie, a tutte le periferie, da nord a sud, di quei territori che credono che attraverso la gestione autonoma di alcuni servizi possano garantire dei servizi migliori ai cittadini, a parità di risorse assegnate tra chi applicherà l'autonomia differenziata e chi invece riterrà che il servizio migliore ai cittadini sarà ancora garantito dallo Stato. Questo mi sembra un atteggiamento molto responsabile, quindi non c'è propaganda contro il Sud. Noi anzi auspichiamo che il Sud possa migliorare i propri servizi, a partire dalla sanità, perché la cattiva sanità del Sud è un danno soprattutto per i cittadini del Sud, ma ovviamente intasano anche le liste di tutti i servizi che devono essere erogati ai cittadini del Nord, e quindi è nell'interesse di tutti i cittadini italiani che la sanità funzioni da nord e sud. È l'auspicio di tutti. È ovvio che però il tema non è solo di risorse, le risorse vanno anche gestite bene, e se ci sono delle classi politiche che non sono all'altezza vanno cambiate, devono fare autocritica e non possono accusare la buona amministrazione delle altre regioni dei disservizi che arrecano ai cittadini. Quindi mi auguro veramente che si arrivi a una pagina nuova, e ricordiamoci che tutti i paesi che hanno investito sull'autonomia non sono mai tornati indietro. Perché? Perché l'autonomia garantisce servizi migliori ai cittadini, perché la legislazione nazionale a volte non riesce a rispondere alle esigenze che esistono in un territorio ed in un altro. Magari le esigenze di un territorio richiederebbero certe scelte, un altro territorio ne richiederebbero di diversa, e questa flessibilità io credo che sia nell'interesse di tutti. Quindi la propaganda noi non la facciamo, noi applichiamo la Costituzione. Voi siete all'opposizione e giustamente fate propaganda contro il governo e contro le riforme che noi portiamo avanti, ma noi abbiamo la fiducia dei cittadini e andiamo avanti. Grazie Presidente. Qui Parlamento. Mi rinchiudo qui dentro la mia stanza, mi libero di te ma sento già la mancanza. Mi guardo allo specchio e provo a stare bene. Fuori c'è il sole, sento l'acqua che scorre, sulle lacrime, un tempo che corre. Mi guardo dentro e dico che sto bene. Ricomincio sì, ma non è mai abbastanza. So che ci sei, ma sento la tua distanza. Chissà che cosa stai facendo ora. Dentro ti giuro non ho nemmeno rimorso. Ho provato l'amore, ma quello mi ha morso. E non va via questo nodo alla gola. Vorrei starmene chiuso in casa su quel divano, e tu sei lì con me, così agitata che mi stringi la mano. Mentre guardi la partita io guardo te, e guardo te, e guardo te, e guardo te.
sei entrata piano in punta di piedi, mi hai dato tutto quello che vorrei. Un po' ti spio quando tu non mi vedi, vorrei farti rientrare tra i cazzi miei. E vorrei stare bene, non tra le tue gambe, non pensare a niente. Mentre scopriamo e tu ti mordi le labbra, tu guardi all'indietro, io guardo te, e 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 guardo Mi rinchiudo qui, dentro la mia stanza, mi libero di te ma sento la tua mancanza. Mi guardo allo specchio e provo a stare bene. Bene, cioè questi sono un po' matti, se poi vedete qualche video, Mazzi Opera con la Y, Mazzi Opera, un gruppo tutto da scoprire, l'LP di esordio di una band bresciana che si sta facendo notare come non mai, lanciata, guarda caso, dall'amico Francesco Caprini di Rock Targato Italia, che vi tiene compagnia ogni venerdì a mezzogiorno e ogni sabato sera con la sua musica indipendente. Questo pezzo, Guardo te, è uno dei brani che più si divertono a suonare dal vivo, questi pazzi di Mazzi Opera. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. E anche voi siete dei pazzi a continuarmi a scrivere al 340-6709-659. Si commenta la giornata, chiaramente un'altra giornata di guerra, una guerra in più e che tra poco potrebbe arrivare anche in Europa, non scherziamo. E Clara da Sondrio, giustamente a proposito di approvvigionamenti di gas, eccetera, nella mia ignoranza mi faccio una domanda: se non mandano più gas o petrolio, si dice che per noi è un problema rincaro, però se di là non vendono, non è che ci guadagnano, o no? È vero, Clara, non ci guadagnano, ma probabilmente non ne hanno così tanto bisogno o si rivolgono ad altri mercati loro, mentre noi non ci possiamo rivolgere a nessun altro mercato. Stanno arrivando parecchi messaggi anche su questo fronte. Io ho già fatto il pieno di benzina sabato, lo sapevo che il lunedì ci sarebbe stato l'aumento. Questo furbone! Sì, è il prossimo pieno, ti tarellano come non mai. Dici, ma però almeno per una settimana, io vado avanti una settimana col pieno di gas. Il signor Cessidoro prima va fuori dallo scroto, ma Erminio, è meglio è per tutti, ma che volgarità, veramente, c'è di buono che ci chiamiamo Radio Libertà e non usiamo censurar, fin dai tempi di Radio Padania Libera, ragazzi, ancora su YouTube si trovano delle telefonate in diretta pazzesche, chiediamo scusa naturalmente per chi ci rimane male, ma questo a volte è il livello di incazzatura, diciamolo, di incazzatura di molti italiani. Se arriveranno esuli dall'Iran, io proporrei di farli valutare dagli iraniani residenti in Italia e scappati dal regime di Khomeini, che sanno chi sono i veri profughi e chi no, perché se affidiamo la cosa alle istituzioni atte allo scopo, quelli fanno entrare tutti come al solito, magari dietro una mancetta. Lo sappiamo come funzionano queste cose in Italia, lo sappiamo davvero. Senti Max Ferrari lo conoscete in moltissimi, ex direttore anche di una televisione che si chiamava Telepadania. Quante lacrime di coccodrillo sui costi energetici in aumento causa Iran. Sarebbe bastato, come dice Orban, non scatenare la guerra alla Russia.
Basterebbe tornare a comprare il quasi gratuito gas russo. Invece Roma ha preferito legarsi mani e piedi a paesi del Golfo e algerini con annessi e connessi, e nessuno che pensi di slegarsi e tornare a fare i nostri interessi. La colpa non è di Trump, ma dei vili nani europei. Così Max Ferrari, che salutiamo simpaticamente. Oh, l'ho trovato, è il messaggio di Abdul che mi ha scritto sul mio telefono personale, ve l'ho detto, e ci sono tanti di questi immigrati che si sono col tempo innamorati del sottoscritto Sammy Varin, perché mi ascoltano, a furia di ascoltarmi addirittura votano Lega, anche se hanno altri pensieri, e questo mi scrive: benvenuti nell'inferno della Repubblica Islamica di Iran. Iran non è Venezuela. Benvenuti nella terza guerra mondiale. Chiaramente prendiamo le distanze da questo orribile messaggio, però capite qual è il mood, qual è il pensiero di questa gente che vive e lavora onestamente nel nostro paese. Attenzione, questa è gente che lavora onestamente, però è completamente dalla loro parte. Politicamente vota PD, vota la sinistra, ma fanno parte di quella congregazione di esaltati che mischiano troppo religione e politica, e questo diventa veramente pericoloso. Poi chiaramente, con tutto il rispetto, sono nostri ascoltatori e sono vecchi amici, tra virgolette, di Sammy Varin, nel senso che ci siamo scornati in diretta parecchie volte, ma anche con voi ascoltatori molte volte abbiamo dei pensieri differenti. Il problema è che questi sono pronti, secondo me, a fare qualcosa di più, e non voglio dirvi che cosa. WhatsApp al 340 6709 659, mentre già nei nostri studi l'artista Aristea, si chiama così, 5 minuti e l'arriva. Io faccio in tempo a leggervi qualche appuntamento da non scordare targato Lega, e ce ne sono moltissimi che stanno per partire o che partiranno a proposito del referendum sulla giustizia. Ricordiamolo, 22 e 23 marzo, non è obbligatorio, non c'è quorum, quindi non è importante arrivare a un certo numero di persone che votano, ma chiaramente se dovesse vincere il sì per il cambiamento, soprattutto per certi giudici che abbiamo capito come la pensano, e se vai nelle loro grinfie so cavoli, e se dovesse vincere il sì per pochi voti, ci fanno un culo quadro. Cioè sì, ha vinto il sì, però avete visto che... Quindi secondo me, viste le notizie di cronaca che troppo spesso leggiamo, dobbiamo dare un segnale molto ma molto forte. Lunedì 16 marzo, Via Verdi, centro Piero Bonino, siamo a Venaria Reale, siamo in Piemonte. Gli appuntamenti con Elena Maccanti e il sì al referendum con il sì separa. Onorevole Elena Maccanti, onorevole Alessandro Benvenuto, c'è Andrea Cerutti, c'è l'avvocato Fabio Farruccia. Lunedì 16 marzo, Via Verdi 18, centro Piero Bonino, ore 21, Venaria Reale. Si separa venerdì 13 marzo, Palazzo delle Feste Bardonecchia, ore 21. Anche qui Elena Maccanti, Alessandro Benvenuto, Fabrizio Borasio, avvocato, responsabile Dipartimento Giustizia della Lega di Torino, Andrea Cerutti, consigliere regionale della Lega, e moderato da Ilaria Miceli, segretaria della sezione Lega Altevalli. Si parla di referendum di giustizia, venerdì 13 marzo, Palazzo delle Feste a Bardonecchia, sempre ore 21. E ancora, 9 marzo, Alpignano, sempre nel torinese, si separa con Riccardo Carossa, segretario della sezione Lega di Alpignano, Fabrizio Borasio, Elena Maccanti, Andrea Cerutti. 9 marzo, ore 18, Sala Cruto, via Matteotti 2, Alpignano, provincia di Torino.
Ore 20:45, si separa Sant'Ambrogio, venerdì 6 marzo, Sala del Consiglio, piazza 25 aprile, ingresso via Caduti. Anche qui Elena Maccanti, Fabrizio Ricca, Roberto Borgis, consigliere comunale di Bardonecchia, l'avvocato Borasio, a moderare Paolo Tonasso, segretario sezione Lega Sant'Ambrogio. Questi sono alcuni dei tanti appuntamenti che la Lega vi propone in quel del Piemonte. Perché votare sì, e ce ne sono tanti anche sul sito legaonline.it di eventi targati Lega, e vi invito veramente a farci un giro. Ci ascoltate dalla Brianza questo venerdì 6 marzo a Nova Milanese, la Brianza per il sì. Convegno riforma della giustizia con tra i relatori l'avvocato Eleonora Frigerio del Foro di Milano e Gilberto Celletti, anche lui del Foro di Milano. Convegno sulla riforma della giustizia venerdì 6 marzo, aula consigliare via Zara, ore 20:45 a Nova Milanese nell'Interland di Milano. Altri eventi targati Lega, avremo modo di spararveli nell'etere nelle prossime ore. Ora ci dobbiamo fermare, minimo c'è Acerbis, e poi parleremo di musica indipendente con un artista assolutamente da conoscere, se non l'avete già vista da qualche parte. Si chiama Aristea. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Cari amici di Radio Libertà, cari ascoltatori, buongiorno. Io sono Gaia Acerbis e devo dirvi la verità, devo dirvi che io quest'oggi sono un po' emozionata perché è il mio primo e vero collegamento. Il mio papà Alberto, che molti di voi sono sicura già conosceranno, mi ha detto: Gaia, mi raccomando, fai una bella offerta ai nostri amici di Radio Libertà. Quindi scusatemi in anticipo se non sarò brava come lui, però ci provo e vi parlo del nostro olio Acerbis. Olio Acerbis è un olio extravergine di oliva 100% italiano da olive italiane, certificate all'origine, estratto a freddo. E pensate che proprio in questi giorni stiamo imbottigliando come ogni mattina sulle sponde del lago di Garda l'olio nuovo. E la mia offerta per voi questa mattina è proprio questa: olio nuovo al prezzo vecchio. 6 bottiglie da 1 litro, 84 euro, con trasporto gratuito in tutta Italia. Ricordo che olio Acerbis, oltre a far bene alla salute, è un olio che non copre i piatti ma li accompagna e vi fa riscoprire i sapori semplici di una volta. Per ordinare potete chiamare il numero 030 68 40 408 oppure andare sul nostro sito www.olioacerbis.com. Mi raccomando amici, approfittatene efficacia e disponibilità e ricordatevi sempre che l'olio buono è un nutraceutico a metà tra un condimento e un medicinale. Io vi ringrazio, ordinate e dite: ho ascoltato Gaia su Radio Libertà, così mi fate fare anche una bella figura a casa e questo non guasta mai. Io vi abbraccio, una buona giornata, viva l'Italia, viva le cose buone. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Ti scrivevo mentre il mondo crollava, tra spettri e sogni infranti, ansia che balla. Tu dicevi sei distante, io ero in trincea, tra una vita precaria e la rabbia mia. Mi cercavi in uno specchio rotto, io vedevo te in ogni errore che ho fatto. Stavamo bene solo nei post, quelli falsi come sorrisi a colazione. Poi ghost, litigavamo per niente, poi silenzio. 2 cuori a metà ma l'orgoglio è violento. Parliamo d'amore ma che versione. Siamo cresciuti tra like ed delusione. E ora sai, ancora una volta mi prendo la colpa, ancora una volta, non eri te, ma che ne sai, se piangi ti dici non so abbastanza, ancora una volta.
Non eri te quella di baci di fiele che parlava di infinito in un mondo distrutto. Ora sono solo filtri e frasi preconfezionate, ma io ti amavo nudo anche delle tue paure. Parliamo di un futuro con l'ansia che scappa, tramonto impossibili e sogni in una tasca. Ma ti porterei ancora a ballare coi demoni, anche se siamo pieni di grazie e dubbi. Fumavamo rabbia sotto i cieli di Milano e ora ci ignoriamo, quasi non ci conosciamo. Ma ti giuro quel dolore ce l'ho inciso come un graffito su un muro che nessuno ha mai visto. Ti ho amato anche nei tuoi giorni bui, quando gridavi che tutto era colpa dei tuoi, del sistema, del mondo, di Dio, ma mai di noi. E ora sai, ancora una volta mi prendo la colpa, ancora una volta. Non eri te, ma che ne sai? Se piangi e ti dici non so abbastanza, ancora una volta sono con te. Ed io vorrei sentirti qui con me, qui con me. E poi lo sai ferirti. Mi lasci nel buio in un posto segreto. Ti chiedo se torni, non guardi mai indietro. Quel mostro è ancora qui. Parliamo d'amore, ma che versione? Siamo cresciuti tra like e delusione. Che storia. Non eri te, non eri te, non eri te, non eri te, non eri te. E invece sì, sono proprio io, Sammy Varin, e signori, non sono solo, perché spesso e volentieri in questa trasmissione trovo spazio per artisti indipendenti particolari, diciamo così, non scontati, non i soliti artisti che girano sulle solite radio, no, se girano su RTL o su Radio Italia o su Radio Latte Miele, non girano certamente qua. Signori, allora aspetta, rifacciamo tutto da capo. A questo punto, lei sta già ridendo, mi rovina tutto qua. Allora, alziamoci in piedi tutti quanti, anche voi in regia, alzatevi in piedi. E fate un coro voi due. In questo momento abbiamo in regia Francesco. Ora hai detto ti chiami tu? Roberto. Attenzione. Ora Francesco e Roberto diranno in coro: signore e signori, ecco a voi, e poi il nome di quest'artista speciale che abbiamo quest'oggi. Siete pronti? Aprite tutti i microfoni degli studi e one, e two, e 1, 2, 3, 4. Signori e signori, a voi Aristea. Cioè, allora, sembrava un po' il correttino di chiesa, ascoltaci, o signore, eccetera. Però apprezziamo questa cosa, signore. Bellissimo, grazie. Ma sei bellissima, Aristea. Grazie. Allora, dall'ultima volta le sono cresciuti un pochino i peli, devo dire. Vero? Però sono pure colorati. sono peli colorati, per chi non ci guarda in radiovisione. Parlaci dei tuoi peli. I miei peli, allora, a volte sono rosa e a volte sono verdi chiari, verdi menta. Ma come mai? In questo momento è verde. Ma è un segno dei tempi, perché a un certo punto i peli crescono di colore diverso. Abbiamo visto in questo momento storico anche delle donne che amano farsi crescere i peli. Amano la peluria. Cioè sì. sotto le ascelle, sulle gambe. No, io non sto scherzando, cazzo ridete, sono serissimo. Secondo te è anche giusto a un certo punto essere naturali Essere proprio e far vedere i come propri ci hanno peli? creato. Beh, sicuramente una volta non ci si poteva radere, quindi comunque una volta sicuramente le Cioè, donne gli uomini avevano primitivi, le donne primitive, dici. Quindi credo una che cosa esatto, non recente, non però. si potevano radere. Beh, questo No. ritornare alla natura, quindi della donna pelosa, può avere anche un fascino verso l'uomo. Tu hai incontrato uomini che ti hanno detto:
ti voglio pelosa per essere, Alcuni sì, per essere è così conciata è oggi. successo, sì, esatto. È Sì, successo. sì, no, piace, il pelo devo dire che a volte piace. Vedi, Poi comunque sia... si sta rendendo tutti come matti. Siamo seri e voi ridete, cioè ci rovinate la trasmissione. Comunque, Basta, andiamo via, insomma, ma non ne pensate. Comunque, questo per dire, hai visto, è anche morbido, per cui Posso toccare? certo, Pelo morbido, questo è anche vero? morbido e soprattutto, Cioè, l'hai lavato con perlana e proprio, soprattutto coccolino. non è neanche vero, non è di E animale. questo è importante, siamo tutti animalisti, quindi un pelo assolutamente finto che però fa un look bellissimo di questa artista che si chiama Aristea, che arriva da dove arrivi esattamente tu? Di dove sei? Allora, ho l'origine trentina, ma sono milanese adesso perché ho la residenza a Milano. È per quello che è arrivata tranquillamente nei nostri studi di Via Bellerio, non ha preso neanche una multa, niente multe, no multe. Niente multe finora, ma la multa la vediamo tra un po', no? Arriva dopo, di solito non si usa più neanche lasciartela sul parabrezza, adesso te la inviano nella posta certificata, che Esatto. riescono pure a trovare la posta certificata, per cui te ne accorgi a volte dopo mesi, dici cazzo devo pagare pure la sovrattassa. Ci dobbiamo sedere, Ci mettiamo seduti, ci fanno facciamo cenno, un a po' me di salottino, mi dai, piaceva stare in Sammy. piedi, perché comunque no, niente, comandano i registi, capisci? Ma Adesso ne dobbiamo abbiamo anche due. abbassare questo, Due ecco al qua. prezzo di uno. Due al prezzo di uno, guarda, è una cosa che non ha prezzo in Non ha realtà. prezzo. Senti, Aristea si chiama Arianna, e io ti devo chiedere scusa. Vabbè, ma non dirlo, No, ti chiedo scusa che ti chiamo Arianna. Ti devo chiedere scusa perché sono stato un po' impertinente. Ti devo chiedere scusa perché non ti ho offerto il caffè questa mattina. Ti devo chiedere scusa perché anche abbiamo in regia due esseri veramente impresentabili. Per fortuna sono in regia. Allora, uno si sta bevendo la tisana fortificante. Vedi, la tisana... Perché dopo 3 ore di Sammy Varin praticamente non ne può più, giustamente si deve cerca nuove tranquillizzare. energie, no? E quindi ti chiedo scusa perché anche di là in redazione ci sono 2 personaggi altrettanto interessanti che ti hanno tenuta Sono compagnia. fantastici. Comunque è tè nero. Tè nero, vedi? Wow, agita ancora di più Sì, il tè perché sai, nero. questa è la sede della Lega e quindi beviamo solo tè nero. Solo tè nero? Assolutamente. Non ti dico gli ingredienti assolutamente no. In redazione Beppe e Lorenzo che ti hanno intrattenuto per qualche minuto, immagino abbiano peggiorato la situazione Sì, ulteriormente. infatti sono elettrica, vedi. Ti chiedo scusa, ma perché? Ma perché mi continuo? devi chiedere scusa? Ma basta. Perché la tua canzone Non eri te che abbiamo appena sentito parla proprio di questo, del senso di colpa. Parla che del abbiamo senso di tutti colpa noi. che ci prendiamo anche Cioè, senza... Guardate che l'Aristea, in questo momento sto toccando i suoi peli, Aristea sembra leggerina, adesso non so bene Sembra, ma non è. quanto pesa, se è una falsa magra sotto tutto questo Sotto pelo. tutta brodaglia. No, hai fatto una canzone che ha un significato, una forza, una potenza e che va ascoltata con più attenzione. Non eri te, che potete sentire tranquillamente su YouTube, basta cercare Aristea, Non eri te. Su Spotify e dappertutto. Che cosa è successo? Perché hai scritto questo pezzo? Perché parla di una problematica che ci capita molto spesso e che poi andiamo avanti a rimuginare per tempo e tempo. Sì, assolutamente. Perché non eri te? Di cosa parli? Allora, intanto devo dire che sono stata presa in un momento in cui ero ferma con la musica e sono stata proprio risvegliata dalla mia amica Giulia. Devo dire che lei è stata proprio un pezzo fortissimo di questa canzone. E qui, la mia amica... e qui parliamo anche appunto dell'importanza dell'amicizia, e perché mi nomini amica, quindi esistono ancora gli Esistono amici. ancora. E questo è importante. E quelli, io sono sempre anche dell'idea che conosco tante persone, però gli amici, quelli fidati, sono veramente pochi. E questo vale per tanti e forse anche per tutti noi. Cerchiamo quanti amici ci sono rimasti, quanti anche ancora andiamo a cercare, perché gli amici se ne vanno a volte per colpa nostra.
perché non li cerchiamo più, perché gli spediamo soltanto un WhatsAppino per salutarli ogni tanto, mai una telefonata. E se suona quel cacchio di telefono, diciamo: che palle, suona il telefono. Ragazzi, psicologicamente stiamo partendo, stiamo andando molto lontano in un brutto posto. Attenzione. Quindi, un'amica con cui parlare. E avete parlato di che cosa? Allora, la mia amica semplicemente un giorno mi dice: "Io ho una cosa da farti sentire, una cosa da farti leggere". Quindi lei arriva con un testo che mi ha commosso veramente tanto e mi ha toccato veramente tanto. Infatti l'ha scritto per gran parte lei il testo di questa canzone e poi l'abbiamo modificato insieme, l'abbiamo riadattato chiaramente anche alle mie esperienze, però ecco, è stata lei che ha lanciato questa canzone perché aveva questa voglia di tirar fuori, delle cose che appunto le erano successe. In effetti anche io ho avuto tantissime di queste esperienze dove negli anni mi sono data spesso la colpa per le cose che succedevano, quindi la canzone io la sento moltissimo, infatti comunque anche quando la canto live o quando l'ho cantata proprio in studio, mi sono molto emozionata e mi tocca molto perché comunque chi non vive queste esperienze dove esiste il ghosting, oppure comunque le persone ci fanno sentire sbagliate moltissime volte, siamo noi che ci diamo la colpa se quella persona magari, non si fa più vedere, se quella persona non risponde. E quindi un sacco di volte ci troviamo a scorrere i messaggi e dire: "Ma cosa ho sbagliato adesso?" Però semplicemente le cose vanno così e non è che noi siamo sbagliati, magari le cose non vanno esattamente, come avevamo previsto, ma vanno come devono andare. Quindi se e poi secondo me è tutta crescita, ecco, questo è il discorso. Cioè non prendiamo il fattore vittimistico del dire: "Ah, sono sfigato, mi è successo questo." No, prendiamolo come presa di consapevolezza, sono successe delle cose, è andata così, è stato un fattore di crescita. Capito, guarda che questa è una riflessione veramente che ci riguarda, e alla fine è crescita personale, ma non dobbiamo sentirci in colpa per qualunque cosa. E se allarghiamo il discorso geopoliticamente, a volte sembra quasi che un certo tipo di politica ci dia la colpa per ogni cosa. Alla fine ci meritiamo ciò che è successo. Riprendo anche molti dei vostri WhatsApp al 340 6709 659. Forse la verità sta nel mezzo e dobbiamo cercare anche di fare un sospirone e dire: "Ma si deve andare avanti", che Assolutamente è un po' la sì. nostra filosofia, quella di Radio Libertà, quella di Sammy Varin, che ogni mattina vi tiene compagnia con la rassegna stampa, lanciandovi dei titoli, delle notizie pazzesche, non posso neanche mettermi le mani nei capelli. Eppure si va avanti, bisogna avere la forza, il carisma anche di dire: "Dai, facciamo qualcosa di bello lo stesso oggi, compriamo l'olio extravergine di oliva Cerbis", prima abbiamo avuto in diretta il nostro sponsor, usciamo la sera, facciamo fare l'amore, è una cosa che ancora fa bene e sono sicuro che molti di voi non sanno più cosa significhi. Torniamo a fare l'amore con la nostra donna, con nostra moglie, con nostro marito. Cerchiamo delle positività, facciamoci una bella mangiata, perché no? Assolutamente sì. Santa Godiamoci un pazienza. pochino anche questa vita perché se uno si focalizza solo sulle cose negative non vive più. Eh sì, anche perché succedono solo cose negative. Le buone notizie non abitano sui quotidiani, neanche quest'oggi. Senti, tu definisci la tua musica una grande abbraccio universale. Yes. Tu sei, l'avete capita, una ragazza molto estroversa, molto simpatica, si farebbe forse la trasmissione da sé, io mi alzo, vado via, potresti... Guarda che la devi prendere in considerazione, abbiamo dei buchi in palinsesto nel pomeriggio. Ah, che Però meraviglia! tranquillamente, ma anche senza regista, cioè ti alzano il microfono, ti lasciamo Io qua inizio a da sola, raccontare delle ti fai cose la così, trasmissione. chiacchiero da sola. Guarda che sarebbe da fare, perché sei un'artista poliedrica e sono certo che bucheresti il video nel vero senso della parola. Vai Proprio lì lo buco col dito, vado sulla là telecamera. finché si sporca tutto. Guarda, senti, uno stile che unisce energia e colore, e in effetti chi ci guarda in radiovisione ti vedono
più che colorata, come non mai. Esatto. E cosa sta succedendo nella tua vita? Perché ti sei fermata di colpo? Oh, qua io c'ho la lista, c'ho la Hai lista la lista di della di spesa? tutte le canzoni, guarda qui quante che ne hai fatte, ragazzi miei, questa è l'ultima, Non eri te, Yes. poi c'è Anche Anche Milano. Milano è stata la prima canzone che ho fatto e pubblicato grazie all'aiuto di Simone Tomasini. Grandissimo, lo Grandissimo, salutiamo. che mi ha veramente permesso di capire che potevo anche io scrivere canzoni, perché io scrivevo tantissimo, ma buttavo via tutto e invece mi ha aiutato nel capire che potevo scrivere anche io. Allora, capito una cosa? Riprendi pure il mio computer, Francesco, che si vede anche questa ragazza, ma non è chiaramente lei, sei tu, Sì che sono io. Cioè, prima che cambiasse colore, no? Perché qui eri ancora Ero normale. abbastanza normale. Eri vestita come Ma non ero tutti, così normale in come realtà. tutti noi, però non eri. Beh, ragazzi, lo dovete cercare. Anche Milano di Aristea. No, dicevo, guarda che parla una ragazza e parla a quell'io che abbiamo dentro un po' tutti quanti. Anche noi scriviamo ogni tanto pensieri, meditazioni, poesie e poi magari buttiamo via tutto, poi magari lasciamo tutto in un cassetto. Il bello degli artisti indipendenti è che con tanta fatica, anche economica, ragazzi, perché fare una canzone decente, pubblicarla con un video costa fatica. Certo, sicuramente. E decidono di non lasciare chiuso tutto quanto in un cassetto, ma di esternarlo, perché forse è un qualcosa che rappresenta anche voi. Parliamo di persone normali. Chi non andrà mai a Sanremo, chi ha fatto fatica a essere intervistato su un canale importante, e Aristea è una di queste, signori. Con tanta fatica tu sei andata anche a Una voce per San Marino, sei andata su Rai 2, cioè mica robe da tutti, cioè immagino quanti provini, quante selezioni, quanto tempo perso, quanti soldi persi. Assolutamente, però non sono persi, lo sai, perché alla fine, come dicevi prima, che poi è una cosa che ho detto io, la musica è un abbraccio universale, secondo me è proprio un canale di comunicazione molto importante e che arriva a tutti, perché anche chi non capisce la nostra lingua comunque percepisce delle cose quando sente la musica, no? E quindi è Io sempre bello. sto girando, riprendi ancora il mio computer, Francesco, sto girando su YouTube, proprio nel canale di Aristea, c'è. Ma questa non sono io, No, quella l'ho è detto. un'altra Aristea. Questo è c'è Donizetti anche che ha fatto questa cantata che si chiama Aristea. Ah, bellissimo. Lo sapevi? Ma infatti da sei quando, dentro anche tu da qua, quando c'era da quando sono andata a depositare il mio nome d'arte Aristea, Che poi ci sono spieghi spuntate 20 Aristee. Ma perché? Ma chi è? Perché Aristea? Perché? Perché Aristea in greco, allora io ci ho messo tantissimo a capire che ero Aristea, perché in realtà è stato un passaggio della mia vita questo. Ho cercato per anni i miei nomi d'arte e poi è successo che un giorno trovo Aristea, che è un nome appunto greco che significa nobile d'animo, e mi ha subito preso proprio dentro, per cui ho detto io sono Aristea. E tra l'altro un'altra cosa, mi ricorda un po' le stelle, mi ricorda un po' anche per me, a me le stelle ricordano mio nonno, perché mio nonno è stato una parte comunque importante della mia vita e mi ha sempre detto vai, fai quello che ti senti di fare, e quindi per me la musica è sempre stata una parte importantissima di me, e anche questo nome è un po' un dire sto facendo veramente quello che mi piace, quella che sono, ecco. È quello che molte volte lanciamo su queste frequenze per tutti voi, è cercare di ritagliarvi uno spazio nella vostra giornata per fare quel qualcosa che vi piace davvero. A volte sembra una perdita di tempo, a volte è uno sfogo importantissimo, a volte è una comunicazione. Ecco, cantare, suonare, alla fine è un modo di comunicare bellissimo, importantissimo, a volte porta anche a un successo molto spesso insperato, perché uno non ci pensa a successo, ma arrivi al momento giusto, al posto giusto ed esplodi. A volte non esplodi, ma hai un tuo pubblico che dice
Cazzo, stai dicendo delle cose che sento anch'io, che ho provato anch'io. Questa è la magia della musica indipendente, dell'artista non impacchettato, inventato appositamente per essere scaricato, per fare successo, ma dell'artista che dice una cosa che sente e che a volte è anche il vostro pensiero, il vostro sentiment. E questa è la Grande magia Sammy, è della vero. musica indipendente, il motivo per cui noi qui facciamo soltanto artisti indipendenti. La mia rassegna stampa ogni mezz'ora è interrotta da un artista sconosciuto che difficilmente sentirete facilmente sulle radio importanti, ma che è molto più sincero di altri, appunto, impacchettati, infiocchettati, solo per essere comprati o succhiati come una caramellina, che la succhi un po' e dopo ti accorgi che non ha più sapore e la butti via. Bravo, pure un Grazie, poeta grazie. sei. Mi piace quando mi fanno i complimenti, soprattutto quando c'è Aristea, che trovate facilmente su tutti gli store digitali. Basta scrivere Aristea. Aristea, sì. Sui social sono Aristea Official, perché come ti dicevo ce ne sono anche altre che si sono aggiunte. Non credeteci alle altre, c'è solo lei di Aristea. In realtà si chiama Arianna, ormai l'ho detto. Ormai l'hai detto. Ma se la cercate su Instagram, scrivete Aristea, salta fuori prima lei, poi la Esatto. cercate tra le mie conoscenze, non potete sbagliare. Senti, cosa c'è in programma? Cosa bolle in pentola? Stai pensando, dopo aver incontrato noi di Radio Libertà, stai pensando a una nuova canzone? Immagino. Assolutamente. Terribile, immagino. Intanto me ne è film venuta in mente dell'orrore. una super particolare che potrei fare da proprio portarti da ascoltare. Potrei fare qualcosa sul pelo. No, scherzo. Sul pelo, il pelo dello stomaco, il pelo sullo stomaco che abbiamo tutti noi ad andare in onda ogni mattina con quello che accade, veramente. Bravo, mi hai dato un'idea geniale proprio. A me Comunque fa sì, piacere. c'è anche un'altra canzone che sta per uscire, è una collaborazione che ho fatto con un mio carissimo amico, anche lui un cantante, cantautore, producer, che mi fa anche le produzioni di tanti brani, e quindi ho fatto una collab, nel senso che canto anch'io una strofa insieme a lui, quindi questo a brevissimo. E poi ho in programma in realtà di pubblicare l'album, perché anche se sono stata ferma, nel senso che non sono andata a fare interviste o cantare in giro, in realtà ho prodotto e ho tanti brani, quindi sicuramente un albumino potrei farlo uscire. Assolutamente lo vogliamo, l'albumino di Aristea, ma soprattutto se volete ogni tanto che vi strappi un sorriso l'Aristea, seguitela su Instagram, perché fa tanti video, uno più carino dell'altro, eccetera, e lei è fatta così, capito? Come probabilmente siete un po' anche voi, a volte ci dobbiamo nascondere dietro una scorza di serietà, perché si va a lavorare in quel posto, perché devi fare quell'altra cosa, allora bisogna essere tutti seri, posati. Io e Aristea abbiamo questa cosa in comune, che siamo noi stessi, Ecco. e se ci volete ci dovete prendere così, capito? Infatti non ci caga nessuno, siamo qua in questa radio così strana, ti sei salvata dall'allarme bomba, venerdì c'è stato un allarme bomba qui a Radio Libertà e per fortuna non è successo niente, però per dirti in che Sì, atmosfera. sicuramente. Io non è mi stato- sono riascoltato tutta la mia trasmissione per capire che cazzo posso avere detto venerdì che poi hanno telefonato per Ce l'avevano l'allarme con bomba. te? Non era colpa mia, assolutamente no. No, ma assolutamente, mai prendersela con sé. Mai prendersela. Aristea, chiudiamo con un tuo pezzo, dai, quale mettiamo? Fatti Dentro venire in una mente. bolla è un bel pezzo. Dentro una bolla è secondo me il mio pezzo più forte. Dentro una bolla, signori, cosa racconta? Racconta Sei di un dentro una periodo bolla. della mia vita in cui sono avuto insomma mobbing, e quindi mi sono trovata veramente in una situazione molto brutta per 1 anno e mezzo, e da lì è uscita fuori Dentro una bolla, dove appunto io mi sono chiusa nella mia bolla per stare bene, altrimenti potevo anche andare in qualche clinica psichiatrica. Capite? probabilmente. È importante ogni tanto rinchiudersi nel proprio mondo, ma poi c'è il momento importante che bisogna aprirsi, magari davanti a una persona che davvero sta bussando al vostro mondo, ed è importante in quel momento riconoscerla e fidarsi di quella persona, che così si esce dalla bolla. E che bolla!
È mezzogiorno, grazie Aristea per essere stata con noi. Grazie mille a voi, Complimenti, sempre brava. grazie Sammy, Senti sei un grande, com'è siete calda, grandi. sei caldissima, Sì, sto Aristea. sudando, Calda, sto sudando, tutto dentro sto c'è pelo, caldo, poi c'è questo cavolo. pelo che è una coperta. Pensava di essere in alta montagna, che siamo a Milano, siamo a Milano. Ci risentiamo presto su queste Ciao frequenze. Sammy, ciao ragazzi, ciao, 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 grazie. ciao.